Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà, in collaborazione con ilsussidiario.tv. È lunedì 22 giugno 2026. Salvini non arretra su Trump e difende Meloni. Mi pento solo in chiesa. A Milano lancia Sardone per il comune, con casa e sicurezza al centro. Migranti e giustizia arrivano al Senato. Autonomia avanti con 4 regioni in commissione LP nel mirino. Piano casa alla Camera, 100.000 alloggi vuoti da assegnare. E sull'Iran, Trump tratta ma non firma assegni in bianco agli ayatollah. Questi i titoli di oggi, restate con noi. Salvini non molla gli Stati Uniti. Italia, Trump e Meloni, andare avanti. Matteo Salvini non arretra. A chi gli chiede se si sia pentito del sostegno a Donald Trump, risponde: mi pento solo quando vado a confessarmi in chiesa. Salvini difende Giorgia Meloni, il governo e l'Italia. Chi attacca il Presidente del Consiglio attacca tutto l'esecutivo e il Paese. Allo stesso tempo non rompe il filo con Washington. Stati Uniti e Italia restano amici e alleati strategici. È la linea del buonsenso nazionale. Trump può aver sbagliato i toni, ma la risposta non può essere l'anti-americanismo automatico della sinistra. Milano, Sardone sindaco. Salvini la lancia, obiettivo casa e sicurezza. A Milano la Lega torna nei quartieri e rimette al centro i problemi veri: casa, sicurezza, costo della vita, mobilità. Matteo Salvini indica Silvia Sardone come nome gradito per la corsa a sindaco, ma la partita è sui temi. Milano, governata dalla sinistra, rischia di diventare una città per ricchi, sempre più cara e meno sicura per chi lavora e cresce figli. Salvini attacca anche il blocco sul taser per la polizia locale. Agenti lasciati senza strumenti adeguati perché la sinistra litiga e rinvia. La sicurezza dei milanesi non può essere ostaggio del centrosinistra. Migranti, ora regole. Il decreto arriva al Senato. Giustizia e migranti arrivano al Senato. Le commissioni affari costituzionali e giustizia avviano l'esame e le audizioni sul decreto legge. Tradotto, qui si decide se lo Stato vuole governare il fenomeno migratorio o restare prigioniero di ricorsi, cavilli e ideologia. La linea deve essere semplice. Chi entra rispettando le regole va tutelato. Chi le aggira deve trovare procedure rapide, controlli efficaci e rimpatri veri. Non servono prediche, servono norme che funzionino. Anche in Europa il vento cambia. Sui rimpatri si va verso strumenti più concreti. Confini, legalità, sicurezza tornano al centro. Autonomia, avanti. Territori LP al Senato, l'autonomia torna al centro del lavoro parlamentare. Al Senato, la Commissione Affari Costituzionali discute gli schemi di intese preliminari per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, mentre prosegue l'esame sugli LP. Non è una pratica per addetti ai lavori, è una battaglia politica e amministrativa decisiva. Autonomia significa responsabilità dei territori, non egoismo. Significa più poteri a chi sa governare e meno alibi dietro il centralismo romano. È una riforma che parla al nord produttivo e a tutto il paese. Chi amministra bene deve poter correre, chi spreca deve rispondere. La Lega la rivendica da sempre. Casa, meno slogan. Si avvicina il primo voto. Il piano casa arriva alla Camera. E qui la politica deve dimostrare se sa ancora occuparsi della vita reale. La casa non è un capitolo tecnico. È famiglia, libertà, sicurezza sociale, futuro dei giovani e stabilità del ceto medio. In troppe città gli affitti sono impossibili, comprare è sempre più difficile e molti immobili restano vuoti, mentre famiglie e lavoratori cercano una soluzione. Salvini indica una missione concreta: sistemare e riassegnare rapidamente 100.000 case vuote. È il lato operativo della politica. Meno ideologia, più mattoni. Il piano casa va giudicato su questo. Iran, fondi blindati. Trump tratta senza fidarsi. Sul dossier Iran, la partita si gioca sui fondi congelati.
Il negoziato tra Washington e Teheran non riguarda soltanto quanti soldi sbloccare, ma chi controllerà come verranno spesi. Qui si vede la differenza tra trattativa e resa. L'amministrazione Trump punta a vincoli, passaggi graduali, verifiche e garanzie. Teheran rivendica sovranità su quelle risorse. Gli Stati Uniti vogliono evitare che denaro destinato a usi civili alimenti reti regionali, proxy o terrorismo. Pace sì, ingenuità no. La diplomazia muscolare non chiude la porta al dialogo, ma non firma assegni in bianco agli ayatollah. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Sinistra anti-americana. Italia alleata, non vassalla. Nel caso Trump-Meloni, il punto non è difendere ogni parola del presidente americano. I toni possono essere sbagliati, ma il nodo politico è non consegnare la crisi al vecchio riflesso anti-americano della sinistra italiana. Nicola Berti, sul sussidiario.net, ricorda che l'Italia di Giorgia Meloni non è mai stata l'Italia che odia Trump. Il governo ha tenuto aperto il filo transatlantico con realismo concreto, rapporto con Washington, interesse nazionale, presenza italiana nei dossier più difficili. La crisi nasce sul terreno dell'Iran e dell'uso delle basi. Trasformarla in una resa dei conti ideologica contro gli Stati Uniti sarebbe un errore. Qui si misura la differenza tra sovranità e anti-americanismo. Meloni e Salvini stanno nel campo occidentale, ma non subalterno. L'Italia deve restare alleata degli Stati Uniti, non vassalla. Deve difendere la propria libertà di scelta, senza finire nel coro di chi aspettava l'incidente per colpire Trump e il governo italiano. Il punto è semplice. L'Atlantico non si rompe per una frase. E l'Italia non deve farsi arruolare dal fronte anti-Washington. Bimbi da difendere, affido e violenza domestica. Quando la famiglia diventa luogo di violenza, lo Stato non può rifugiarsi dietro formule astratte. Il principio della bigenitorialità resta importante, ma non può trasformarsi in una trappola per bambini e madri davanti a un genitore violento. Paola Binetti, sul sussidiario.net, pone un tema da coscienza civile: affido, violenza domestica e tutela dei minori. La Cassazione nega la sindrome da alienazione parentale e il ministro Nordio l'ha definita priva di fondamento scientifico. Eppure, secondo l'articolo, riaffiora nei tribunali e può pesare nelle separazioni conflittuali. La politica deve decidere. Non può lasciare bambini e madri in un limbo giudiziario, tra perizie discutibili, ritardi e burocrazia. La proposta richiamata da Binetti è chiara: escludere l'affido condiviso nei casi di violenza domestica e affidare il minore al genitore non violento. La chiave conservatrice è questa: la famiglia va difesa, ma non può diventare l'alibi per coprire sopraffazione e paura. Prima vengono i bambini, la loro sicurezza e il dovere dello Stato di proteggerli. Si conclude così l'edizione di oggi del TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv. Il nostro appuntamento con l'informazione tornerà domani, sempre alla stessa ora e sulle frequenze di Radio Libertà. Grazie a tutti voi per averci seguito e una buona giornata. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con